Cioè questo col verde si è buttato a controsenso. Ma come porco Giuda si fa? Comunque ragazzi, questo ha rottamato la macchina. Nel momento in cui io vedevo che tu provavi a scappare, io ti saltavo sulla macchina e il vetro te lo spaccavo a testate con il casco. Se nulla tenente va bene, quindi ciao, puoi fare quello che vuoi. Ragazzi, ha chiamato la polizia, non c'è l'ambulanza, allora non dobbiamo venire. Cioè mi viene e si fa la vina qua. Quindi capite il perché uno si arrabbia. E questa è la rabbia che ti porti dentro quando poi qualcuno ti prova a tagliare la strada e stai là per là e dici no, e stavolta te scamazza a te. Adesso c'è di nuovo la intro. Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Lo sapevo. Sei contenta Giovanna? Ragazzuoli, adesso argomento, ritorniamo un po' più seri. Assicurazione a Napoli. Argomento già toccato adesso in precedenza nel video precedente. Ma il punto sta: perché io litigo con tutte le persone che rischiano di investirmi? Vale, ma tu hai delle reazioni spropositate. Vale, ma lì potevi evitare tranquillamente. Ragazzi, il 90% delle persone con cui litigo, andate a vedere anche le targhe di quelle che non sono censurate, non hanno l'assicurazione. E questa è la cosa più brutta che c'è. E mi è successo, e nella vita ad oggi c'ho ancora delle cause in corso. E qui abbiamo la prova vivente. Poverino, adesso vi inizieremo a spiegare tutto. Io ho ancora delle cause in corso dove ci ho perso soldi, tanti soldi, per persone che non avevano l'assicurazione, giravano in strada, non se ne fregano nulla, perché poi in Italia queste persone sono anche tutelate dal fatto che in qualsiasi momento io mi levo tutte le mie proprietà da faccia, levo tutto, sono nulla tenente. E per l'Italia sei nulla tenente va bene, quindi ciao, puoi fare quello che vuoi. Fai le truffe, truffa la gente, uccidi, ammazza, fai, tanto poi sei nulla tenente, non possiamo toglierti nulla, non ti chiudiamo in galera, e le persone continueranno a marciare su questo fatto e continueranno ad andare avanti. Questa situazione del c***o, parliamoci chiaro, perché anche le persone che truffano, ragazzi, si trovano, sì, una situazione, una barzelletta. Oh, era una barzelletta. L'Italia è una barzelletta. Adesso andiamo a guardare il video. Ci vuoi spiegare un attimo un po', cioè semplicemente cos'era quella giornata? Cosa stavi facendo? Era una semplice uscita da scuola. Tutto felice, finalmente era arrivato il venerdì, una settimana bella stressante. Quindi tu esci da scuola, sei tutto felice, contento, stai in moto. Tipo un minuto prima mi era passato pure un bambino davanti, che fa quando ti fermano i bambini in moto. Di casa. Infatti si sente pure nella clip, 2 minuti dopo, 2, non 1, 2. No, no, la puoi dire, qua se li meritano uno stro***o, lo meritano non però. rispettano lo stop, quindi tu, povero Cristo, ti fermi al primo per farlo passare, se no ci finisci dentro, e il secondo. Che poi Non da quello che adesso vedrete non stava nemmeno nella carreggiata, No, era no. off carreggiata. Ricordi più o meno dove sta il bambino? Sì, più avanti, poco prima dell'incidente proprio. Guarda, cioè, sei pure educato, tu ti fermi pure dietro in carreggiata della macchina. Cioè, guarda là. Cioè, non è che sei educato, cioè, nel senso, io non l'avrei fatto, ti sono sincero, mi sarei messo. Infatti è una delle poche volte. Però ci sta. Cioè, stavi guidando anche con senso civico, non è che. Perché stavano bussando? Ah, vabbè, i classici incroci a Napoli. Sì. Vedete 3 marce 50 all'ora? Non è per offendere, cioè, però dico, è un giusto percorso il 125. È una guerra a chi ce l'ha più lungo. Oh, non ci fai niente. Cioè, quello l'hai persa. Ma stava, guarda. Chi si deve infilare prima? Fanno le gare. In macchina. Bellissima. Stavi ridendo? La risata compiaciuta è bellissima. Oh. Cioè, questo col verde si è buttato a controsenso. No, col verde. Cioè, col verde anche di là. Cioè, quindi ha tagliato la strada alle persone che stavano venendo col verde. Controsenso, la mano per buttare. Cioè, guarda come si butta proprio avanti alle macchine. Posso? Ma forza, mamma mia. Ecco. Allora, ragazzi. Eccolo. Sta scritto tanto grande. No, ma c'è stop. Ed è questo che è nella sua corsia. Cioè, perché questa è un'unica corsia, che sia chiaro. Cioè. Ma come porco Giuda si fa? Cioè, io sono proprio arrabbiato con me stesso, te lo giuro, anche se non c'entra un c***o questa cosa. Fra, soffro per te. Cioè, ma come si fa? Non ti ha visto proprio. Ma quello non sta nemmeno, No, guarda. non si è portato proprio. Quello stava proprio dall'altra parte. Lo stop sta qua. E ma perché si è fermato il video, ma lui tutto sciolto, non si è importato proprio. Ha messo la retromarcia. Cioè,
Ragazzi, se ne stanno andando. allora Ma si adesso deve abbiamo inventare anche il numero di targa e facciamo un piccolo check per vedere se era assicurata. Sì, io ce l'ho. DN844YC. DN844YC, perché non me la trovo più? Allora il fatto che ho Errore. detto io. Allora ragazzi, in poche parole, adesso vi spiego. rottamata? Sì, Sì. bravissimo. Perciò non mi esce neanche più. Questa persona era senza assicurazione, ha deciso bene di mettere la retromarcia e di scappare. Ha visto, parliamoci chiaro, che ha trovato era un anche ragazzo. che eri un bravo ragazzo, fra, perché credimi, nel momento in cui Se io era vedevo Io sarei entrato in No, macchina. no, no, ma non è la barba, non è la barba, no, credimi, fra, Io pure gli io, sarei mo. entrato in macchina. Senza barba e senza niente, mo ci stavo sull'MSX, o stavo sull'R1, o stavo su qualsiasi moto, io ti saltavo sulla macchina. Cioè, nel momento in cui io vedevo che tu provavi a scappare, io ti saltavo sulla macchina e il vetro te lo spaccavo a testate con il casco. Cioè, in questo momento tu, da quanto tempo sei a piedi? Un mese e... Un mese e passa a piedi. Un mese e 24 giorni. Un quasi mese e 2 20, mesi. quasi 2 mesi a piedi. Una moto rotta, semimanubri rotti. Adesso andiamo ad analizzare anche tutti i danni insieme. La persona se n'è andata e lui naturalmente è andato dalla polizia per sporgere denuncia, per fare tutte le cose. Quale polizia? Io li ho chiamati. È intervenuta l'ambulanza? No, benissimo. Allora non sono cose che ci riguardano. Mi hanno attaccato il telefono. Non se ne fregano. l'assicurazione a No, Bulli. no, e poi questo deve pagare le tasse. E quello è il dobbiamo fatto, pagare le ragazzi. tasse. Non è assicurazione, quello è il fra, non è top. assicurazione. Mi viene, si fa la vena qua. Sono le tasse. Dobbiamo che pagare le sono- tasse. E le tasse di proprietà che le paghiamo a fare. E tutte le tasse di Ah, quando sopra fatturiamo la- che le paghiamo a fare. la- Scusatemi. Ma in questo caso lui è un cittadino. La mamma paga le tasse. Non dico lui, perché ok, non le paga lui Che perché è piccolo e va a minorenne scuola. ancora. Va a No, scuola. a Giovanni, però. Sei maggiore, scusami. Vabbè, però è piccolo. Ok, però sei piccolo, non lavori, quello è il punto, no? Non produci, studi perché poi dovrai produrre. Ma noi che paghiamo le tasse, la mamma che paga le tasse, le paga per un servizio. Perché in questo caso è venuta la polizia? La persona se n'è scappata, era senza assicurazione. Mancato soccorso, ragazzi. In questo caso non si è fatto male, ma una botta aveva un'emorragia interna o qualcosa. Che ne sai? Non si sa. Si vanno sempre a fare controlli? Questa persona dopo che se n'è scappata comunque a distanza di una settimana, lui ha provato a muoversi tramite No, assicurazione. io subito ho chiamato comunque l'avvocato perché Vabbè, già per mettere- sicuramente si era capito che questo stava senza. Io un Tu non guccio. hai avuto manco il risarcimento verso la moto. No, per questo il lo sai momento cosa ha fatto? Ho fatto la denuncia Tirati dalla all'assicurazione, stavamo aspettando che nominassero il perito e settimana scorsa ci ha chiamato l'avvocato e questo qua ha dismesso la macchina e quindi il perito. Questo cosa ha fatto? È andato nello scasso. Madonna. Ho sputato addosso, Gianluca. Non fa niente, è acqua santa. Ma addirittura, amore mio, come si bella? È Quindi la andato a un macchina bacio. non risulta- Comunque ragazzi, questo ha rottamato la macchina. A distanza di qualche giorno ha rottamato la macchina. Quindi capite il perché uno si arrabbia quando gli tagliano la strada o questo o quell'altro. Aspettate, faccio uno spoiler. Dato che il video me l'hanno bloccato, vi faccio questo bello spoiler. Che è successo con l'R1? Ragazzi, quindi quando anche noi reagiamo in modo un po' spropositato, pensate prima Ragazzi, io di ci ho puntare perso, il io ci ho dito. perso tanto. E credimi, su Napoli, noi che siamo persone oneste, io nell'incidente che feci a Bacoli, che ci sono i video sul canale, dopo un'ora e mezza non arrivava la polizia municipale, sai come arrivò? Sotto al braccio con il padre della ragazza che mi aveva alzato in aria. Lo so. E il padre lo sai come arrivò? Urlando: io ho visto tutto! Io stavo con la macchina dietro. Ma Che va giustamente anche le signore che si sono trovate là spaventate, la signora che la mia macchina è finita di fronte, che ha soccorso la figlia che piangeva a tanti di lacrimoni perché era col cellulare in mano e non poteva mettere la freccia e si è tagliata mezza corsia pur di girare prima perché quello che veniva di faccia gli dava fastidio. Le persone hanno detto: scusatemi, ma voi dove stavate che adesso state uscendo che avete visto tutto? Il mio amico: ma scusate, chi siete? Io sono il padre della ragazza. Ah, apposta allora. Io mi misi l'anima in pace, chiamai il mio assicuratore e dissi: Massimo, guarda, il padre di questa ragazza è questo, questo e questo. Puoi fare una ricerca, eccetera, eccetera. Possiamo capire che perché tanto io già lo so, la causa lo perdo e lo prenderò in culo ancora una volta nella vita. Questo che fa? Comunque si viene a sapere che questo il padre di sta ragazza è proprietario di case, di attività, Bacoli. Oh, per questo arrivo sotto al braccetto del poliziotto municipale. E arriviamo alla conclusione che questo c'aveva tipo 40-45 testimoni che dicevano che io stavo correndo a più di 70-80 km orari. Stavo come un pazzo. La mia fortuna è stata che ho i GPS e come controprova ho presentato la velocità che stavo, proprio tutto il percorso, tutta la tratta, e io ero a 41 km orari. È vero che lì si va a 30, però era a 41 km orari, non è che stavo a 70-80, ma io 41 km orari su un MT-09, stacchi la frizione, Cioè io stavo andando pianissimo. Semplicemente poi quando mi ha colpito la ragazza si vedeva stesso, no, si vedeva sul Pegase. Nel momento in cui mi ha colpito si vede proprio
proprio una manata di full gas, 100%. Cioè importata il gas 1%, gas 100%. E la moto si è impennata, è andata nella corsia apposta e mi sono schiantato contro altre due macchine. È un brutto incidente quello è stato oggi. Si è chiuso il ginocchio tra le due macchine, mi sono rotto il ginocchio, mi sono distrutto, ho perso tutta l'attrezzatura, si è rotto il giubbotto della Dainese, si hanno sfonati gli stivali. Una motocicletta con 28 giorni di vita che è stata ferma 2 anni, che alla fine ho dovuto vendere a 6,5 per i danni che aveva dell'incidente. Tutto questo io ci ho perso non poco, tantissimi soldi. E questa è la rabbia che ti porti dentro quando poi qualcuno ti prova a tagliare la strada e stai là per là e dici no, no, e stavolta te scamazza a te, a vai a vedere. Il padre della ragazza non lo teneva per esempio la scatola nera, qualcosa che riusciva a vedere la macchina sua dove stava. Ma io lo sai perché ho perso? Perché lui, per come ha dichiarato tutte le cose, perché non voleva perderci lui al 100%, ha fatto sì, perché lui dichiarava delle cose e io cioè nel senso il contrario, e sono riuscito anche a testimoniarle alcune cose, solo che poi l'assicurazione ha detto c'è un bordello di pazzi, avete tutti e due la stessa, siamo la stessa compagnia. Ero io cattolica e lei cattolica. Ha detto allora finiamo con tutti e due vi diamo il risarcimento al 50-50. Io però l'unica cosa che ho fatto bordello, ho detto io non voglio che risulta risarcimento al 50-50 perché io non mi sento colpevole in questa cosa e non voglio che mi aumenta poi l'assicurazione. E l'assicurazione c'è stata, va bene, non aumenterà per nessuno dei due, però il danno è 50-50 e alla fine ho recuperato 3.000 euro che solo di operazioni tra ginocchio, terapia eccetera ne ho spesi 4, lasciando poi la moto sfondata, tutti i soldi che ci ho messo la moto, l'attrezzatura, il tempo, perché poi era il 31 di Capodanno, immagino Capodanno, tutti i giorni di recupero che ci sono stati dietro. Quindi ragazzi, questa è la rabbia. E per arrivare al succo del discorso, guardate qua questo spoiler che adesso vi faccio vedere. L'altro giorno ero in giro e questo non è che mi è successo la prima volta, ragazzi, tipo 7-8 volte già ho controllato diverse assicurazioni di macchine e motorini che hanno rischiato di prendermi con l'R1. Ma no. Come la metti nome? Vedete, questo mi ha svoltato addosso, mi ha preso in pieno. Io sono stato lesto nello scansarmi e questo mo voleva parlare da dietro. Non vuoi dire niente, giustamente, bravo. Pensavo volessi di pure qualcosa, cioè giri senza guardare, stai nel traffico e ti stai infilando. Guarda, questo mi preoccupa di Napoli, perché vai a vedere sicuramente non c'era né assicurazione né niente. Ma controlliamo direttamente. Ragazzi, ho censurato gli ultimi 2 numeri perché per privacy non so che questo cosa può fare mai. Era Mannaggia ragazzi, era senza assicurazione. Cioè, di cosa parliamo? Aiuto. Capite perché uno arrabbia dentro e si porta tutta questa rabbia quando anche solo un signore rischia di svoltarti addosso, questo e là. Cadeva con l'R1M, erano 7.000 euro di carine. No, ma allora lascia stare questo. No, mi lascia mi stare. colpiva a destra. Mi colpiva a destra. Cadevo a sinistra. Musso andava sicuro nella macchina che stava. Non fa niente, no. Facciamo solo le 2 carine laterali. Si graffiava. Io adesso, nel momento in cui mi alzavo da terra, facciamo che il ragazzo si fermava e non scappava. Cosa gli dicevo io al ragazzo? Come la mettevamo nome? Se questo fa vicino a me, io non c'ho niente, sono nulla tenente, non è sorto, non è niente. Piglio un motorino che vale siano 400 euro, 500 euro, tutto sfondato. 500 euro valore usato. 500 euro valore usato, frate. Comunque ragazzi, fateci sapere anche voi le vostre considerazioni nei commenti su YouTube, ma voi in chat, ragazzi, cosa ne pensate di questo che è successo? Di queste situazioni che si creano su Napoli e sulle persone che girano senza assicurazione? Mi sento in colpa. Vedi, guarda che però guarda. Brutto, Poi immaginati nella situazione opposta, anche tu non ce l'hai. Immagina un'uscita di gruppo e tu vai addosso a Vale. No, ma nemmeno Guarda, io fammi tengo. una rattata, Ma guarda. ti No, faccio bro, una non grattata. stai facendo una Non è nemmeno questo. Ieri per dirti sono uscito con la macchina qua fuori, Cenni aveva messo la moto dietro la macchina mia, ci ha spezzato la pedalina lo freno con la macchina. Stava lui in macchina con me. Stavamo uscendo, lui pure si era dimenticato che la sua moto stava dietro la mia macchina. Io non ho controllato perché la macchina, il vialone era libero. Sono andato a retromarcia, ci ho stracciato proprio la leva del freno. Ho preso, ho messo mano alla tasca, 85 euro, stamattina gliel'ho comprata. In questo caso, lascia stare, non si mette assicurazione in mezzo per queste cose. Però immaginati una situazione opposta, che tu sei senza assicurazione e vai magari addosso a qualcuno, tu non hai i soldi per ripagarlo, perché giustamente vivi alla giornata. Cioè non è che vivi alla giornata. Sei un ragazzo, ti mantieni sulle tue forze, Io pigli 800-900 euro al mese, per esempio. pigli 800-900 euro al mese. Tu lavori alla giornata perché lavori step by, non hai un lavoro fisso per il momento. E quindi in quella situazione, se non ci fosse stata l'assicurazione, ce li devi rimettere tu. Ma non è nemmeno il danno della moto, ragazzi, perché finché ci limitiamo alla moto, la moto quando sta a 10.000 euro, tu fai un debito, la moto la ripaghi. Ma piglia un ragazzo, si spezza una coscia. Non ti parlo di tanti, ti parlo è una spalla, è una cosa. E ci vogliono le cure, ci vogliono le fisioterapie, ci vogliono i medicinali, ci vogliono le operazioni. Tutto questo Le costa. fasciature, Le assicurazioni una stronzata coprono costa. buona parte dei costi quando succedono questi
l'incidente. Ma se dovessi ricoprirli tu, e piglia che mo lascia stare il verbale, mo piglieranno 500 euro l'assicurazione, oppure 50.000 euro che qualcuno ti spezza una voce. Mo pigli nella casa tua, no? Se io cadevo... Tu mo stavi con la... No, quello ti ha colpito nel laterale. Piglia e colpiva la gamba. Ma quello cosa gli facevi? Gli dovevi solo mettere una pistola alla testa, ragazzi. Cioè poi uno dice perché ti comporti conseguentemente? Perché quello è l'unica cosa. Perché guarda sto pezzo di come si è comportato con te? Cosa ha fatto? Ma come ragazzi è successo anche a me. Il ragazzo che vedete MT09 povera moto, lo trovate su YouTube il video. Quel ragazzo mi è venuto addosso. Stava facendo la storia con Instagram. Mi ha svoltato addosso. Ha detto ti aggiusto la moto, sono neopatentato, non chiamare la polizia. Va bene, io mi metto nei tuoi panni, non voglio chiamare la polizia, non voglio niente. Voglio riparata solo la crash cage. Costa 350 euro. Gli ho mandato solo la crash cage destra, non volevo nemmeno... Cioè solo il danno, quello che si era fatto. Gli ho mandato la fattura, va bene. Te la riparo io. A distanza di 2 ore dall'incidente, il padre mi chiama e fa: voglio io comunque ti fatta lettera per a chi è più forte, a chi ha da cucciare, a chi non ha da cucciare. Va bene, questo aveva chiesto 5.000 euro per una Y che non valeva nemmeno valore commerciale. Aveva dichiarato che lui era alla guida, che il figlio era a fianco come testimone e che io giustamente ero da solo. Quindi le mie versioni, se non ci fosse stato il video a reggere la cosa, io avrei dovuto ripagare la macchina a questo. Dopo che questo mi ha svoltato addosso con la storia no, il mio assicuratore è stato cattivo ma bucchinaro, perché è un grande Massimo. Cosa ha fatto? Ha detto Valentì, falli andare avanti, perché poi giustamente lui ha avuto le carte, le cose. Nel momento in cui è arrivato il loro liquidatore, che doveva essere liquidato, quindi Massimo doveva firmare l'assegno per dire ok, quanto ci sono i danni? 3.000 euro di macchina. Massimo è stato bravo e ha detto tu sei il liquidatore della sede legale, quindi questa assicurazione sta portando avanti questa causa. Quello disse sì, tieni, qua sta il video di chi guidava veramente la macchina. Pure falsa testimonianza. Quello si girò, guardo me, guardo Massimo, quanto vi devo segnare per l'assegno? È stata la sensazione. No, io non ho detto, io guardai Massimo e gli dissi Massimo, dimmi tu quanto è. Massimo, vado 2,5 vanno bene. Io ho presi 2.000 euro e 500 euro di onorario a Massimo. Io mi sono sistemato le MT09, le crash gauge, misi pure qualcosina di soldi da parte. Non volevo ciò, però a questo punto poi devi fare così. Ad oggi, hai visto quando mi succede un incidente che faccio? Telefono in mano. Hai visto con la signora come è successo? Io grazie al video con la signora che mi aveva tamponato con la macchina che mi ha invaso la corsia, ho preso i soldi in 60 giorni. E il fatto sta è che nel momento in cui, anche in questa situazione, per come si erano posizionate poi le macchine dopo, questo e quell'altro, quando è venuta la municipale e tutto, dai verbali per la dichiarazione che ha dato la signora eccetera, io rischiavo di andare in un 50 e 50 di colpo. E il video mi ha salvato di nuovo. Perché? Perché io il video l'ho fatto poi appena sceso dalla macchina, che la macchina sua stava ancora completamente nella mia corsia e mancava tanto così dalle macchine parcheggiate. Quindi giustamente l'assicurazione ha visto la mia frenata a terra che era dentro la linea, quindi la mia frenata è rimasta dentro la linea come la macchina ancora non era stata spostata, quindi io stavo nella mia corsia. Cioè lei mi ha colpito nella ruota, dove la ruota poi si è spezzata e ce l'ha sgommata perché io non ho frenato. Cioè io non ce l'ho fatta in tempo a frenare, perché io stavo camminando normale e ti vedi una macchina boom che ti prende, cioè dalla corsia opposta, quella bacia, il corso Vittorio Emanuele è molto stretto, cioè quindi tu passi molto al limite. Avevo pure un motorino e una motocicletta dietro di me, cioè quella ha colpito me e il motorino e la motocicletta se ne sono scansati nel senso opposto, giusto. Rischiava di prendere i motorini e le moto, li spezzava nelle gambe. Ma io mi sono messo paura più che altro, cioè con mia sorella dietro, e ho fatto incidenti con la macchina, ma l'impatto è stato proprio forte, perché era frontale, cioè nell'angolo, non te l'aspetti. Boom. Ragazzi, quindi non dite che reazione esagerata hai avuto, perché noi pensiamo a tutto quello che abbiamo passato, uno a è tutto quello che scoccato. continueremo a passare, perché le situazioni a Napoli non cambieranno mai. Bravo, incrociamo le dita, facciamo Cioè, le non corna, cambiano. grattiamoci un po' e Esatto, tocchiamo anche il ferro. Abbiamo fatto tutti, diciamo, le cose scaramanti. Ragazzi, questa è Napoli, questa è l'Italia, perché continuiamo a difendere con le leggi sbagliate queste persone che sono impunite. Parliamoci chiaro, vi ripeto, ragazzi, mo ci sarà sicuramente il genere nei commenti, ma tu impegni per strada, sanzionami. Io tutte le volte che sono stato sanzionato, i verbali, i sequestri di patente, ho pagato tutto, che devo stare 2 mesi a piedi perché sono un resto 2 mesi a piedi, ho sbagliato e pago. Ho sempre pagato. Voglio, vi posso prendere le cartelle che ho di là con tutti i verbali pagati. Partita IVA con la PEC sul mio nome, quindi qualsiasi cosa adesso, infrazioni o altro, mi arrivano, piglio Lo so. e pago. La cosa angata, infatti. Perché? Ragazzi, ho detto Gianluca, ma che è successo nel dettaglio in quel video con Fezza che si è arrabbiato con quel signore fuori il tunnel? Ragazzi, che è successo? E lo stavo ammazzando. Stavo camminando per fatti miei, lui stava col telefono in mano, piano piano si faceva sempre più a destra. Io stavo camminando, mi stava venendo addosso. sempre più a sinistra. Voleva avere pure ragione dopo. E allora là col c***o che ti do ragione, mi incazzo, perché io quando tengo ragione mi arrabbio sempre. Che devo fare? Voglio, mi arrabbio perché tengo ragione e posso arrabbiarmi, c***o. Allora voglio a fa muc, cioè, devo tenere pure ragione. A Cird, vecchie
Da stracciare la patente. Per me queste persone devono stracciare la patente. Non devono guidare, che non sanno guidare. Devono avere... devono- Perché Napoli che è uscito fanpage? Perché Napoli è invaso da targhe polacche e bulgare? Perché l'assicurazione costa troppo. Ragazzi, Pensa, io- partiamo a presupposto, aspetta però, perché questa c'è da chiarire bene, targhe bulgare, targhe polacche, eccetera. Buone e non buone, perché ci sono società che si prendono 50-100 euro all'anno, vi danno una targa e non hai nulla. Non sei assicurato, le società che ci sono dietro sono tutte società fantasma. E poi ci sono le società oneste, come quella che ho io, ho assicurato l'MSX. A me la mia moto è iscritta al PRA, ha solo 2 guidatori. Posso avere 3 guidatori, solo quelle persone la possono guidare. Sono stato fermato dalla polizia, mi hanno controllato i documenti ed era tutto in regola. La moto è assicurata con Allianz Assicurazioni. E lo sapete quanto costa l'assicurazione con Allianz? Mi costa tipo 122 euro all'anno sull'MSX. 122 euro all'anno. In Polonia costa 122 euro Brava, tutto sì, l'anno. sì. Ma ragazzi, il mio amico a Praga sull'FZ1, un ragazzo che è venuto, Stefano, che è venuto a Non lo trovarmi ricordo, qua. con Ah, quella mi ricordo gialla. quello con Ma la sai quanto serbatoia paga? bianca. Quanto paga? 50 euro. 20 euro in più. Eh. Ma tu lo sai che ragazzi lui c'ha pure la copertura su incidenti personali. Quindi se cadi tu da solo, attraversamento animali. Se piglia l'animale ti attraversa avanti e tu si rompe la macchina, questo, quell'altro, capito? 70 euro. Io 1680 oppure 1980 con l'assicurazione furto incendio. Ho pagato sull'MT09 per 2 anni. Ma tu lo sai quanto mi hanno chiesto il furto incendio sull'R1? Solo di furto incendio. Solo però, furto incendio. Senza RC. Senza RC. Quando? Ah, Cattolica mi ha chiesto 3.900 euro e me la coprivano al 60%. E Allianz tipo mi ha chiesto 5.200 euro per coprirmela al 90%. La motocicletta costa 28.000 euro. Tronco 6.000 euro a te per coprirmela al 90%. Quindi io poi su 28 ci vado a perdere pure di 3.000 euro. Alla fine per recuperare ce ne sono 5, per recuperare 20.000 euro. Ma si viene nei mari voluto ricamo un film da fermo un attimo, fermo. Mettiamoci In d'accordo. tasca c'ho 1.000 euro. Sì, qua stanno 1.000 euro. Vai a fare quello che devi fare. Un bacione, te li benedico, ti voglio bene. Vai via. Vai. Per me. Oppure un ipotetico. Me. Se pure dovessero rubarsela. Vai a rubare uno, vai. Ragazzi, all'esaurimento che sto Sì, parlando. sì. Se pure dovessero rubarsela per cavallo di ritorno, gli pago il cavallo di ritorno. Risparmio. Guarda APS. WhatsApp, bro. APS, che ne sai c'è APS? Oh! Salvatore non è così, non funziona così, eh. Cioè io mi sono informato per aprirla a Praga. È un po' più macchinosa la cosa, perché devi prendere un accordo proprio con le assicurazioni. Sono andato a parlare anche, cioè una persona mia di fiducia è andata anche a parlare lì con le assicurazioni. Soprattutto poi quando ho scoperto che pagavo 120 euro all'anno. Ero veramente intenzionato a cercare magari di fare qualcosa di meglio. Io fortunatamente adesso come moto assicurate ne ho solo 2, cioè 3, mi dimenticavo. Il Tuareg. Di nuovo? No, già lo sanno, cioè, il Tuareg è uscito il video. No, il fatto sta che devo segnarmi le cose da pagare a fine anno, anche l'assicurazione del Tuareg. R1 quest'anno 1080, Tuareg 1350, MSX 380. Oltre a ciò, 2 tasse di proprietà. L'MSX non la pago più la tassa di proprietà perché è polacca, quindi meno male. Tassa di proprietà sull'R1 appena pagata 180 euro, quella dopo un mese che la compri. Tassa di proprietà sul Tuareg la devo pagare a brevissimo, penso tra una settimana. 130, 140 perché 660 cilindri, quella va pure in base a kilowattora le cose. Poi oltre a ciò, c'ho un'altra MT-09 incidentata e quella si paga sempre la tassa di proprietà. C'ho il TM300 che vi sto regalando e vi pago la tassa di proprietà. Ho un RS 660 incidentata e sto pagando la tassa di proprietà. Ho lo Squarna immatricolata, quella che stiamo facendo elettrica, e pago la tassa di proprietà. Ma tutte queste tasse che paghiamo per poi avere il servizio che nel momento in cui faccio un incidente e chiamo la polizia per avere soccorso mi rispondono: se non viene l'ambulanza noi non serviamo. noi non serviamo. Possiamo venire. E lui paga le tasse, signore. E me? Oh, posso uscire i piedi. Gianluca, esci i piedi, vai, esci i piedi. Poi a me sei Che schifo Gianluca, mamma mia. No, non lo fare perché a Gianluca gli piace. veramente, vieni qua, lecca! Prendo per una 900 euro al mese. Mi sono conservato i soldi per 3 anni. Con l'aiuto di mio padre ho comprato una grande punto a 3.500 euro. Volevo fare l'assicurazione alla macchina intestata a me. E indovina un po', Valenti, secondo te quanto hanno chiesto? Non avendo la prima classe, 1.850 ogni 6 mesi. Mamma mia. Frate, non l'ha fatto. Ho detto tutto, ho dovuto fare il passaggio a mio padre e pagare meno. Ragazzi, guardate che le moto prima le aveva intestate mia mamma proprio per questo. E il fatto bello, sapete qual è? È che le classi le puoi comprare. A me mi hanno detto, proprio l'assicurazione mi ha risposto: dammi 2.000 euro e io ti do la prima classe. Che poi non cambia niente. E no, andavo a pagare 1.070 euro. No, perché poi tu Tanto cambia sul breve termine. Perché naturalmente guadagni prima la prima classe e non devi aspettare tutti gli anni. Io per dirti ad oggi ho fatto diversi step. Adesso c'avrò la 10ª classe, non so come funziona. Però sono sceso di prezzo. Cioè, se prima mi chiedevano 1.680, adesso mi hanno chiesto 1.080,
vuol dire che qualcosa ho maturato nel tempo. Vale, puoi dire a Salvatore che mi deve un abbonamento. Lo seguo da quando aveva il 18% di massa grassa. Salvatore, ma è vero, ma adesso vuoi aggiornarci un po' sui tuoi allenamenti? Perché non vieni in live, Salvatore? Vabbè, meglio rimani là perché doni. Infatti. Vai, Ce vai, ne andiamo basta. se non cantate tutti quanti pasta in bus. Allora non te ne andare, che adesso attacchiamo tutti quanti insieme. Vai Gianluca, parti con la base. Fast and Furious! Fast and Furious! Cazzo mio, cazzo. Gianlu, manca solo Yao. Terreria. No, ti prego, rifammelo così al centro e io lo uso come meme. Chi mangi picchiare? Ragazzi, io vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di andarmi a seguire su tutti gli altri social, anche su Twitch, perché ragazzi poi vi perdete tutte queste live. Noi qua siamo già in live da 2 ore e 10 minuti, poi vedrete un piccolo estrattino, nulla di tutto quello che ci siamo detti. Quindi vi lascio il link in descrizione, noi ci becchiamo. Ho dato un messaggio per il momento. Noi ci becchiamo alla prossima avventura. Ciao! Piano. Ciao raga!